Presidente, intanto nuovo allenatore, buona la prima, che dire, insomma, immagino che sia contento. Ah no, guarda, vuoi vedere che mi girano i maroni? Ma Fischi, certo che sono contentissimo finalmente del mio Grecia-Verona che ci voleva proprio questi 3 punti per dare morale ai ragazzi, insomma, finalmente sono arrivati grazie a una prestazione con la F maiuscola, diciamo. Scusi, è con la P, con la P. No, è Fischi che prestazione. Ok. Pensavo qualcos'altro, pensavo. No, però, sai, i tifosi si domandano ancora un po' cosa sia successo con Di Francesco, anche perché c'è stata una svolta veramente incredibile. Ci sono state delle versioni che sono girate, degli audio di litigi. Ci può dare la versione ufficiale per Gol de Ponta? Niente, non c'è molto da dire su Di Francoso lì. Di Francesco. Sì, insomma, nelle prime 3 partite, insomma, dai, diciamoti la verità, ha fatto abbastanza cagare. Diciamo che non era adatto per il progetto del Grecia-Verona, perché noi abbiamo in mente un progetto ben preciso e per carità abbiamo sbagliato anche noi, cioè abbiamo messo le nostre belle colpe, però Fischia al fazzecaghere. Insomma, dai, cioè, speravamo qualcosa di diverso, capito? Cioè, non so, è come quando ti piace una bella stroppa, no? Eccolo, anche lei adesso, no? Insomma, tu sai che ha avuto delle relazioni felici e durature, però c'è avuto anche qualcosa, insomma, che non è mica andato bene, insomma, l'hanno lasciata in parecchi questa gnocca qua, no? Però dici, cazzo, sarà mica sempre colpa sua, vero? Cioè, non sarà veramente mica una bella spaccamaroni, no? Però ti piace, no? Siccome ti piace, la tacchini per bene, ci provi, tu le piaci, lei ti piace, e allora tac, è fatta. E ci fai anche 2 o 3 regalini importanti, no? Hai capito? Vi sposate, tutto bello, tutto ok per i primi tempi, però insomma, dopo un po' vedi che dopo 2 o 3 mesi c'è sempre il muso lungo, è sempre incazzata nera, e sono stanca, e c'ho mal di testa, e c'ho le mie cose. Cioè, Fischia che 2 maroni, questa qua. Qua non si batte patacca zero, no? Qua non si batte chiodo. Che dice? E allora insomma, e in un secondo, veramente proprio in un secondo, ti immagini il tuo futuro, quale sarà la tua vita. Dici, Fischia, siamo matti? No, non ci penso nemmeno. Chiami il tuo avvocato e organizzi tutto per il divorzio, capito? Piaccia o non ti piaccia, qua si molla tutto, costi quel che costi. Sì, però che costi, Presidente, perché sto matrimonio è costato, sembra 1.200.000 euro all'anno. A stagione. Cioè. E tra l'altro adesso per 2 anni appunto ci devo dare anche, insomma, gli alimenti, però, però se analizziamo bene costi e ricavi, sembra di no, ma poco ci ho guadagnato io. Se guardiamo bene, allora, analizziamo un po', se conti le vendite di Odogi, Silvestri, Lovato, Zaccagni, togli il compenso di Francoso lì, poi è arrivato il Tudor che lo stavo aspettando con 2 occhi più belli del mondo, mettici 2 panini e una Coca-Cola, di euro me ne restano 1.000. A conti fatti. La scelta di Tudor invece c'è un motivo particolare, perché se ne parlava già quest'estate. Cioè non c'è un motivo particolare, no? Diciamo che mi piaceva perché fa rima. Fa il nome col cognome fa rima, no? Con cosa? Igor Tudor, no? Fa rima, vabbè, le rime piacciono, ad esempio, è come, che ne so, Coppa fa rima con bella stroppa. Ecco, con questa massima. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, i Fattorini di Verona, Airforte, la Fal.0 Serramenti.